oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto un passo avanti, ha dato delle indicazioni agli inquirenti che spero si dimostrino utili. Tutto qua? Indicazione per ritrovare l'arma. Penso di sì, spero che si dimostrino utili. Nella giornata dell'udienza di convalida dell'arresto, Pierangelo Pellizzari, 61 anni, ha reso delle dichiarazioni spontanee, un passo in avanti dopo che già nel primo interrogatorio si è chiuso nel silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'uomo, ricordiamo, è accusato di omicidio aggravato, 4 i colpi d'arma da fuoco sparati alla moglie Rita Amenzè, 31 anni, nel cortile dell'azienda dove la donna lavorava, a Noventa Vicentina. Nei suoi confronti anche le accuse di porto abusivo d'arma, rapina aggravata e minaccia aggravata. Ancora molti punti oscuri da chiarire, ai quali trovare delle risposte, sui quali stanno indagando i carabinieri coordinati dai pubblici ministeri Hans Roderich Blattner e Angelo Parisi. Dobbiamo cercare di capire il movente, dobbiamo cercare di capire che cosa ha fatto, diciamo, dalla fuga della scena del crimine fino ai momenti successivi poi che hanno portato all'arresto. C'è un grande lavoro investigativo coordinato dalla Procura da parte del nucleo investigativo e quindi stiamo lavorando in questi giorni. Si dice addolorato Pierangelo Pellizzari, ma rimane nel suo silenzio. Una tragedia, quella di Noventa Vicentina, che ha sconvolto anche la sua famiglia. Tutta la famiglia è distrutta dal dolore, i fratelli del signor Pellizzari e anche le sorelle. Questo dramma della povera Rita tocca tutti quanti.